Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, siamo su Assassin's Creed. Raga, di questo gioco faccio vedere un po' di cose, la grafica, la giocabilità, faccio un po' di video tipo Mass Effect e basta perché me lo voglio godere tranquillo, sono giochi così insomma, ecco, Far Cry sarebbe un gioco dove non ci saranno molti più video. Niente, facciamo un piccolo riassunto, tanto la storia è un po' così, c'è sto uomo che non voglio, se qualcuno insomma non ha visto insomma non ha ancora giocato, vuole giocare, non voglio dire troppo, va di là, va in un teatro, ruba un qualcosa, una collanina, dopo prende la gondoletta, va in America, ammazza un po' di gente, si scopa una bella americana e crea questo bimbotto, eccolo qua, questo bel bimbotto qua. E andiamo. Che storia, Fei. Sembra una merda questo gioco, detto così. Comunque il gioco sembra molto migliorato, a livello grafico tantissimo rispetto agli altri, secondo me. Come gameplay siamo là, però è sempre Assassin, quindi chi ama Assassin cioè, è tranquillo. Certo è chiaro che io sono un po' romantico, quindi ho Firenze, Venezia, Roma. Sono un po' di più, però va bene, dai. Qua c'è il bosco, la neve, queste robe qua, quindi altre chicche, dai. Andiamo a cazzeggiare. Ingresso nella regione di caccia di Jonestown. Cioè veramente il papà di questo qua, trombato alla grande. Ah ragazzi, sono proprio stanchissimo, vengo da un allenamento massacrante. Il comendone è a pezzi. Adesso ragazzi, devo reinstallare The Hunter, che devo ricominciare. Oddio, devo ricominciare anche The Hunter. Ah ragazzi, ho visto una roba che tanti youtubers hanno fatto. Allora, nella homepage o homepage, scegliete un po' voi, hanno fatto un cambiamento, quindi praticamente, se lo far vedere il video, però c'è un'icona con scritto sintesi e tutti. Voi dovete cliccare su tutti perché con sintesi vi perdete un po' di video, però vabbè, proprio mi piace come il comendone sintetizza il tutto, cioè probabilmente nessuno ha capito un cazzo, ma va bene insomma. Non importa. Devo fare un tutorial. Perché mi rompono le balle a me i tutorial, non ho pazienza ragazzi, sono un comendone incazzoso. Ah, camminiamo, ai le caprette ti fanno ciao. Guarda che ambienti, però veramente sto Assassin me lo godo, me lo godo alla grande, è una grafica eccezionale. Ottimizzazione, ma sul mio computer va benissimo. Oddio. Tic toc, tic toc. Perché vai piano? Levati di mezzo! Oh! Addosso! Cazzo è? John Wayne, bella! John Wayne, fai. Andiamo da John Wayne. Raggiungi tenuta di Davenport, che era una tennista. Davenport. Guarda che bello questo bamboccetto, guardalo qua, guarda che sexy, sono molto sexy. Ah, Assassin's Creed, mi ricordo Assassin's Creed 2, l'ho finito al 100%, sono ancora sulla Play 3, quando ancora ero una beta e giocavo solo su console, perché insomma niente contro le console, però insomma il PC è un'altra cosa. E 100% platinato, dopo l'ho platinato, tutte le piume in memoria di Petruccio, che io continuo a dire che Petruccio era omosessuale, però vabbè, pace all'anima sua. Però Petruccino Game me lo godevo. Ma, spettacolo puro, fioi. Spettacolo puro. Fatalità, ho scelto una missione dove non si fa un cazzo. Bene. Molto bene. Adesso penso qua mi sono travestito da Aquila, sono andato in giro a cazzeggiare. Ma non voglio dire un cazzo, non mi dà fastidio, insomma. Ve lo godete voi il gioco. Non voglio spoilerare, come dicono quelli bravi. Poi non mi ricordo neanche un cazzo, l'ho fatto ieri ma non mi ricordo già più niente, quindi non voglio evitare figure di merda. Su e giù per i monti, su e giù per i monti. Ma posso buttarmi da qua? Proviamo. Oh, bella. Proviamo andare a caccia, vediamo, aspetta. Proviamo andare a caccia. Allora. No. Cazzi questo. E largo. Vediamo se il comendone riesce a cacciare come The Hunter. Qua non c'è più un animale, chiaramente, perché infatti è chiaro. Ci dovevi pensare prima, comendone.
Che pirlotto che sei. Ho visto che è piaciuto tanto anche Primal Carnage in vero inglese. Vabbè, raga, che purtroppo c'è poca gente che gioca a quel gioco, quindi i server sono sempre vuoti, però appena trovo qualcuno vai di video. Se ho trovato l'unica missione devo solo correre, bella, il comando è geniale. Oh, merda! Puttana trota. Bella. Che Klaus Di Biasi mi fa una pizza. Il pippone. Comunque ragazzi il gioco era che dire. La storia chiaramente appena comincia dalla sequenza 4 o 5. Però la storia sembra interessante. Grafica migliorata tantissimo. Giocabilità sempre la stessa. Però anche questa è un po' migliorata. Consiglio questo gioco. Come punti negativi, sì, forse non so, ecco, secondo me, non so, proprio questa sensazione che su degli hardware meno prestanti tutto a cannone non la vedo dura. E poi che altro? Boh, beh, Assassin's Creed, quindi chiama Assassin's Creed è a posto, insomma. Oh, anche le mie recensioni, che recensioni, ragazzi. E tutti che fanno recensioni incredibili in 3 secondi. Guarda che bello. Là, sono arrivato. Oh. Un uomo scontroso e muovite. No, dai. Oh, versi a porta, amore! Guarda che sexy. Che c'è? Io vorrei farmi addestrare da... No. Oh! Mi sono fatto 50.000 km a stronzo! Ah, figlio della mignotta. Vattene via. Io non me ne vado! Grande. Piove? Che va, anche la pioggia è fatta benissimo, anche la neve. Riparita nelle stelle. Sembra veramente l'unica missione che non c'è un cazzo da fare. Cioè, viva il Comenda. Comenda the best in the world. Mi devo accampare. Dai, dormi. Che sbozzo, mi incassa il tempo. È un figo, grande. Dammi in campeggio. Bella giornata, una giornata piacevole. Ragazzi, mi scuso per un video insomma un po' così, c'è un poco da fare, però insomma almeno potete ammirare il bel paesaggio e il ragazzotto che dorme. Il giorno dopo. Tanto ti rompo ancora i coglioni invece, cioè... Convinci l'uomo. Ti convinco io adesso. Ti tiro fuori il pacco e vediamo. Muovite! Ci sarà un altro modo di entrare. Dai, cerchiamo quest'altro modo. Aria, aria qua. Che spaga Chiedo solo coglioni. di ascoltarmi un attimo. Chiedo scusa se non sono stato chiaro o se le mie parole possono averti confuso. Io non voglio che tu mi fraintenda, quindi te lo ripeto. Vattene dalla mia terra! Madonna, che do coglioni sto uomo, basta, occupo adesso con l'arco. Sto arrivando! Non puoi fermare il Cumendone non si ferma. No! Stammi a sentire, di che cosa hai paura? Paura? Credi che io abbia paura? E per giunta di una piccola canaglia come te?
Ah, tu vuoi diventare un eroe, aiutare i deboli e salvare il mondo. Ma in questo modo andrai incontro soltanto alla morte. Ma non ho per il caso. Il mondo va avanti, sai. Fallo anche tu. Io non me ne vado, hai capito? Non me ne andrò mai. Aspetta e vedrai. Ancora nelle stalle, oh, ma proprio la missione più pallosa del pianeta. Io non mi arrendo tanto facilmente. Aia. È solo un vecchio. Sarà facile. L'hai detto anche l'ultima volta e ho rimediato un cavallo morto e un occhio nero. Voi chi siete? Mi sa che questi non sono affari tuoi, ragazzino. È meglio che sparisci o finirà davvero male. No. Noi ti avevamo avvisato. Oh. Non scolpisce il comandone. Arrocio, apertura e minghia. Ando cazzo, vai. Vai, che spacco, sono Rocky Balboa, vai, fiore, vai. Non fai che peggiorare le cose. Ma va a fare in culo. Merda. Facci la danza della piazza. Ma non me l'aspettavo sto combattimento, ma vaffanculo. Qua si passa da non fare un cazzo a di... Merda. Dai fuori e facciamola finita. Ero solo con i pu... Ma sto morendo, cazzo. Non fai che peggiorare le cose. Porca... Ma come cazzo? Facci la danza della piazza. No, fioi. Scampa, vezzo. Dai fuori e facciamola finita. Sta puttana, forse devo prendere la spada, va bene, dai. Ma sono troppi, cazzo. Aia. Ta-na-na-na. Facci la danza della piazza. Ah, stai zitto, frocio di merda. Mori, Goldon. E crepa. Mango, cazzo. Oh, spara. Sono più frezze? No, fioi, Dio santo. Che minchia sto facendo? Porca. Farò molto con questa. Non fai che peggiorare le cose. Muori, Dio santo. Oh, buono. Campa, Goldon. La 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 la. E affanculo. E muori, Dio della mignota. Pam, bim. E ciao, e sucami. Che ci fate qui? Che cosa volete? Dovresti chiederlo al padre. Di spalle, merda. Tu lavori per il vecchio, vero? È così? Forse adesso canterai. Grande, grazie amore. Grazie.
Pulisci tutto. Bello. Poi io e te parleremo. Ah, hai visto che sono un figo, eh? Non ce l'ho fatta, limita la salute, va bene, sono un mezzo nabbeto. Oh, finalmente entro in sta cazzo di casa di merda.